Dobbiamo interrompere la selezione delle partite di Serie A, che verrà comunque ripresa tra poco, per una ragione veramente tremenda. È morto Gaetano Scirea in un incidente stradale avvenuto in Polonia, dove si era recato per seguire la squadra che sarà prossima avversaria della sua Juventus nella Coppa. È inutile spendere parole su un uomo che si è illustrato da solo per tanti anni su tutti i campi del mondo, che ha conquistato un titolo mondiale con pieno merito, che soprattutto era un campione non soltanto di sport, ma soprattutto di civiltà. Nella storia della Juventus il ruolo del libero ha sempre avuto grandi interpreti e Gaetano Scirea è stato uno di questi. Protagonista della squadra di Trapattoni, ha indossato la maglia bianconera per 14 anni, realizzando il top di presenze dei giocatori juventini di sempre. Classe straordinaria, innato senso della posizione, Scirea è stato un giocatore capace di fare cose complicate in maniera semplice. Ruotava da una parte a un'altra del campo con una tale naturalezza da far sembrare piccolo il rettangolo di gioco. In un attimo era dovunque, sempre pronto a dare una mano al compagno in difficoltà. Corretto fino all'inverosimile, nella sua lunga carriera costellata di record ha centrato anche quello di non essere mai stato espulso. Scirea è stato un libero che ha reso nobile questo ruolo, un giocatore che da solo interpretava la poesia del calcio coniugando qualità sportive a rare doti umane. Appese le scarpette al chiodo al termine della stagione 87-88, iniziò una carriera da dirigente sempre nel club bianconero. Divenne l'osservatore delle squadre avversarie, soprattutto quelle straniere, e fu proprio nel corso di una missione in Polonia che tragicamente perse la vita in uno sciagurato incidente stradale, lasciando in un grande vuoto giocatori, tifosi e addetti ai lavori, un vuoto che nessuno mai riuscirà a colmare. Grande Gaetano. Gaetano Scirea emoziona sempre. Ed è come se il destino non ce l'avesse portato via in quel maledetto 3 settembre 1989. Emoziona vedere Mariella e Riccardo, la moglie e il figlio, consegnare la maglia numero 6 la sera nella quale Alessandro Del Piero lo ha superato per numero di presenze. Emoziona parlare di lui, ricordarlo, rivederlo in campo con il suo stile inimitabile.